Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. A distanza di quasi un anno torniamo sul massiccio del Grappa e ci troviamo al rifugio Bocchette per fare il sentiero Bosco degli Eroi. Il percorso ha un segnavia dedicato bianco e azzurro e ci sono due possibilità. Noi siamo qui al rifugio Bocchette, questa è una bellissima tabella. Il primo percorso è di 5 km, arrivati qui lo si chiude così, in senso antiorario. Ma noi faremo quello integrale, che sono quasi 10. Dal rifugio Bocchette arriveremo a Catasson, poi faremo tutto questo anello qui, sfioreremo Valpore e poi torneremo indietro da questa parte qua. È un percorso molto semplice, adatto a tutti, relativamente recente perché è stato tabellato nel 2014. Qui in questo percorso è pieno di opere, manufatti e testimonianze di quella che fu la Grande Guerra qui da queste parti. Ma prima di partire facciamo una cosa che è quella che fanno tutti prima di partire da qui, e cioè fatti circa 200-300 metri dalla partenza, e qui c'è il primo manufatto di cui vi parlavamo. Un'enorme sedia a mo' di trono e qui un teschio in legno. Siamo arrivati in località Catasson e qui durante la Prima Guerra Mondiale, per molto tempo, i due avamposti dell'esercito italiano e austriaco erano distanti soltanto 4 metri. Questo qui è uno dei tanti esempi di testimonianza di quello che accadde qui. Tra l'altro, stando a contatto diretto, perché erano solo 4 metri, a lungo andare finirono per fraternizzare, si scambiarono perfino il pane e le sigarette. E questa scultura rappresenta la paura. Lungo il percorso ci sono diverse grotte gallerie, in parte naturali, sfruttate durante la Prima Guerra Mondiale come nascondiglio e come deposito. E poco oltre la galleria, qui c'è uno dei racconti dei soldati che vissero qui. Questo si intitola Il fango. E questa è un'altra delle piccole gallerie che si trovano lungo il percorso, una delle più grandi. E un po' più avanti, sempre lungo questo sentiero, c'è un breve componimento scritto da un soldato
austriaco invece e si intitola In trincea. Siamo arrivati ad un bivio. Andando a destra da quella parte si fa l'anello naturalistico del Grappa che noi abbiamo percorso un paio d'anni fa. Invece adesso andiamo a sinistra, continuiamo a seguire il sentiero a Bosco degli Eroi e qui sotto, a pochi metri, c'è il Cason dei Levi. Panorama verso le Dolomiti Bellunesi con il Cason dei Levi e più sotto Valpore. Mancato. Eccoci arrivati al Cason dei Levi. Qui siamo più o meno a metà strada. Adesso il percorso prosegue di là, in discesa, e la prossima tappa sarà il centro didattico di Valpore. A partire dal Cason dei Levi, che è qui dietro di me, inizia la parte sentieristica del nostro percorso. Fino a Valpore, dopo riprenderemo una strada come prima. Ecco, siamo arrivati a un bivio, stiamo scendendo e qui bisognerebbe girare a sinistra. Noi invece
Andiamo a destra perché a 200 metri, come da cartello, c'è il centro didattico Valpore e andiamo a farci una capatina. Poi torniamo qua e continuiamo il sentiero Bosco degli Eroi. Siamo arrivati con una breve deviazione al centro didattico di Valpore, che è dietro di me. Qui in tarda primavera, in estate o anche all'inizio dell'autunno si svolgono dei meeting didattici, soprattutto per i ragazzi delle scuole. E dopo la nostra breve visita al centro didattico di Valpore siamo tornati sui nostri passi al bivio di poco fa e continuiamo il sentiero Bosco degli Eroi. Stiamo sbucando su una larga mulattiera e infatti da sinistra proviene la versione breve del sentiero Bosco degli Eroi. Quindi adesso qui siamo in comune. Ecco, arrivato a questo punto bisogna lasciare la strada. Qui c'è un cartello girato dall'altra parte, ma è chiaramente di qua. Il sentiero Bosco degli Eroi è veramente un sentiero in questo tratto. Un po' ripido, si torna a salire e come da cartello mancano circa 3 km a chiudere l'anello a Rifugio Bocchette. Qui è piuttosto ripido. Stiamo per chiudere l'anello del sentiero Bosco degli Eroi e quando manca poco siamo arrivati qui in questo punto dove c'è un microscopico cimitero austro-ungarico e i 3 simboli che sono qui significano le fedi dei soldati coinvolti nella Prima Guerra Mondiale. Ecco, stiamo per chiudere l'anello del sentiero Bosco degli Eroi. Il Rifugio Bocchette è qui a poche centinaia di metri. È stato un sentiero bellissimo, un percorso assolutamente da fare, molto semplice, adatto praticamente a tutti. C'è solo qualche tratto di sentiero un po' ripido, ma difficoltà nessuna. E inoltre il percorso è tabellato veramente alla perfezione. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, ma prima di salutarci dobbiamo fare un'altra cosa.